Giovedì 11 giugno, San Barnaba. È il 163esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 203 al termine. Il sole sorge alle 5:22 e tramonta alle 20:59. La luna si leva all'1:06 e tramonta alle 10:56. Durante la guerra contro Sigismondo, re d'Ungheria, le truppe di questi, sopra alcune zattere, di notte giungono fino a San Nicolò di Lido, sorprendono le guardie e iniziano le solite devastazioni. In città tutte le campane suonano a stormo, accorre la popolazione e gli ungheri si ritirano. Le previsioni per domani. Precipitazioni assenti. Cielo poco o parzialmente nuvoloso, temperature in calo di notte e in aumento di giorno. È qui che alberga gran parte della tradizione della ceramica veneta, novese e vicentina. Il Museo della Ceramica di Nove, inaugurato nel 1995 e ospitato nell'ottocentesco Palazzo De Fabris, contiene terracotte, maioliche, porcellane e terraglie. Una collezione che documenta in maniera esemplare e attraverso un percorso guidato i secoli, le tecniche di produzione ma anche l'evoluzione che questi manufatti artistici nelle forme e nei significati hanno subito nel corso del tempo. Il museo in questo modo vuole proporsi come luogo di studio e di incontro per quanti vogliono conoscere o approfondire l'arte della ceramica. È lo stesso museo a raccontarci la storia di Nove, quando nel 1728 la Serenissima impose l'apertura di un laboratorio proprio nei luoghi dei grandi maestri per limitare l'eccesso di importazione dei manufatti e così il rischio che questo prezioso patrimonio, anche di esperienza, andasse perduto. Arricchitosi negli anni grazie a donazioni, il museo raccoglie tutti i più importanti tipi di ceramica, caratterizzati dall'estrema varietà delle forme e delle tecniche di lavorazione. 3 secoli di storia raccontati attraverso oltre 700 opere di proprietà e un centinaio concesse in deposito da collezionisti. Dalle ceramiche di uso domestico, le tazze, le zuppiere, i vassoi, salsiere, alzate, boccali e calamai, ai gruppi figurati allegorici, mitologici oppure a soggetto religioso e agreste. Splendide specchiere ottocentesche in stile neo-rococò rappresentano il fiore all'occhiello della collezione, oltre ai magnifici vasi realizzati per le esposizioni universali del XIX secolo. Nella sezione ci sono anche delle opere contemporanee, circa 300 pezzi. Tra i pezzi più ammirati il grande vaso con figure femminili di Pablo Picasso del 1950. La sezione dedicata al Novecento comprende pregevoli opere di noti artisti novesi come Alessio Tasca, Pompeo Pianezzola, Cesare Sartori. Il museo aderisce alla rete museale Alto Vicentino.